Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Andrea Tarabia è nato a Saronno nel 1978. È il vincitore nel 2019 della 57esima edizione del Premio Campiello con Madrigale senza suono, il romanzo pubblicato da Bollati Boringhieri in cui si mette sulle tracce di Gesualdo da Venosa. È fatto per voci, perché chiude un percorso. 3 voci sono evidenti, anche se forse una è inattendibile. Ce n'è una quarta che arriva dopo e altre piccole, laterali, ma che si prendono un loro spazio. Dopotutto, un madrigale può avere 5, 6, perfino 7 voci. Ci sono 2 lettere, una lunga, una cronaca che è il protocollo di 20 giorni e 47 anni e che si specchia in commenti che compongono quasi un diario. Ci sono parti gotiche e parti buffe e c'è il mio consueto piccolo bestiario. C'è la storia, la biografia documentata ma impastata di leggende e dicerie popolari e a volte questi 2 aspetti diventano uno. Tutto qui. Le esperienze che maturiamo da giovani rimangono con noi per tutta la vita. Il primo giorno di scuola, il primo bacio, il primo amore, il primo traguardo, ma anche il primo fallimento. Per uno scrittore o una scrittrice, queste prime volte non sono poi così diverse. A questo proposito, ascoltiamo cosa può insegnarci l'esperienza di Andrea, a partire dai libri che preferiva da giovane. Me ne ricordo 3, tutte e 3 più o meno accomunate dal fatto che io lessi questi libri in periodi diversi della mia vita e non ci capii quasi nulla, in nessuna delle 3 occasioni. La prima occasione mi ricordo precisamente dove ero e quando ero in montagna con i miei genitori. Era 1989, quindi io avevo 11 anni, e comprai una edizione per ragazzi, ma il testo era il testo integrale di Moby Dick. E siccome ero in montagna, la sera mi annoiavo, cominciai a leggere Moby Dick, un romanzo bellissimo che poi ho letto altre 2 o 3 volte, insomma, nel corso della mia vita, ma a 11 anni io non capii quasi nulla, no? C'erano questi capitoli di caccia che arrivavano però dopo 300 pagine di descrizioni e io non riuscivo proprio a entrare nella logica di questo testo. Qualche anno dopo comprai delle poesie di un poeta russo degli anni 10-20 del Novecento, che è poi colui su cui ho fatto la tesi di laurea, si chiamava Vladimir Mayakovsky, uno dei grandi futuristi dell'epoca dell'inizio del secolo, insomma, e anche lì un linguaggio pieno di immagini complesse, una cosa, insomma, io ho dovuto poi laurearmi in letteratura russa per capire davvero che cosa Mayakovsky diceva. E il terzo, Le memorie dal sottosuolo di Fyodor Dostoevskij, uno dei più grandi scrittori di sempre, e un romanzo gigantesco che ha questo inizio che io lessi per la prima volta a 16-17 anni. Comincia dicendo, adesso poi dipende insomma dalle traduzioni, però comincia dicendo: sono un uomo malato, sono un uomo astioso, credo di essere malato di fegato, che erano esattamente le stesse cose che dicevano i gruppi punk che io ascoltavo all'epoca, no? Però l'aveva scritto Dostoevskij in un romanzo del 1862, se ricordo bene. Ecco, questi sono i 3 libri, i 3 autori, insomma i 3 libri da cui io sono partito per avere, come dire, i primi sospetti che la letteratura poteva in qualche modo essere il mio campo, e sono tutti libri, tutti autori giganteschi in realtà, che io però ero troppo giovane per affrontare. Però la cosa che mi è rimasta di quelle prime letture, poi sono tutti libri che io ho letto, riletto, studiato, ne ho parlato in pubblico, insomma, quindi sono libri che poi ho fatto miei, no? Ho trovato dei percorsi dentro le loro pagine, delle cose mie personali dentro le cose che hanno scritto loro. Però la cosa che secondo me mi ha fatto un pochino scattare la scintilla da lettore prima che da scrittore, cioè mi ha fatto innamorare dell'atto della lettura, è che io non avessi capito proprio tutto quello che dicevano loro. Nel caso di Moby Dick non ho capito proprio niente, ma in generale mi ha stimolato ad entrare di più in questa cosa, ad entrare come se
Io tendo sempre a dire questa cosa che sembra una roba retorica, ma in cui io credo molto, che ogni libro contiene un segreto, cioè contiene qualcosa che magari non sa nemmeno l'autore e che nessun lettore può davvero scoprire. C'è sempre una piccolissima zona, un buco nero che è un segreto per tutti, e in cui ognuno può mettere qualcosa di suo, può mettere la sua passione, la sua esperienza di vita, la sua voglia, ma anche le sue idiosincrasie, eccetera. Ecco, questi tre autori, questi tre libri erano talmente giganti, talmente forti, talmente grandi, che questo segreto non era una piccola cosa, era un buco nero, una voragine, insomma, un buco gigante, e lì ho pensato che potevo stuffarmi, diventare un lettore consapevole, e poi nel corso degli anni avrei capito, insomma, che potevo forse fare qualcosa di più di diverso rispetto ad essere semplicemente un lettore, ma essere anche qualcuno che poteva provare a scriverle delle storie. Fra i diversi autori incontrati, Andrea non ha alcun dubbio su quale sia stato il proprio punto di riferimento letterario. Ce ne sono tantissimi, perché e questa è una delle cose belle della lettura, no? È che ogni 3-4 anni io scopro un amore nuovo, cioè scopro un autore nuovo che mi insegna delle cose nuove, delle strade possibili e delle soluzioni, che sono un termine non molto, che se non si adatta molto alla letteratura, però insomma delle soluzioni possibili per il linguaggio, per la costruzione delle storie. Ci sono tanti autori e tante autrici che mi hanno aiutato ad essere chi sono, non solo dal punto di vista della scrittura, ma dal punto di vista della personale proprio, anche italiani. Di solito gli scrittori italiani contemporanei non citano mai gli italiani, invece per me gli italiani sono fondamentali, perché soprattutto quegli autori italiani degli anni 50, 60, 70 del Novecento, che hanno costruito la lingua italiana in cui ancora adesso noi ci muoviamo a livello letterario, e la lingua italiana a cui io aspiro, cioè io vorrei arrivare ad essere capace di scrivere in italiano come scriveva in italiano Guido Piovene, come scriveva Goffredo Parise, come scriveva Anna Maria Ortese, come scriveva Curzio Malaparte. Sono i primi 4-5 nomi che mi vengono in mente di questi autori e autrici che hanno formato il linguaggio proprio a livello di successione di soggetto-verbo-complemento, della scelta dell'aggettivo da abbinare a una parola, no? Io sono molto debitore di questi 4 che ho nominato e di altri, insomma, certi libri della Natalia Ginzburg, Primo Levi, insomma, adesso poi se andiamo avanti a parlarne ne vengono in mente altri 100, quindi mi fermo. Però insomma, sono quelli che hanno costruito, per come la vedo io, il linguaggio dentro cui da una parte mi muovo e dall'altra mi trovo a mio agio quando ho a che fare con la scrittura, sia quella che devo fare io che quella che leggo, insomma. E quindi direi che i maestri e maestre sono tante, però ce n'è uno che è il capitano, che è il signor Dostoevskij, e gli altri che sono i suoi, come dire, ammiragli o mozzi, che sono quelli che hanno costruito però la lingua in cui io scrivo, e sono questi qua che ho nominato. E così, durante il proprio percorso, Andrea ha compreso che poteva fare il salto da lettore consapevole a scrittore. La prima volta per lui è stata una vera e propria epifania. Forse la prima volta che ho avuto il coraggio di far leggere qualcosa che avevo scritto a qualcuno. E a qualcuno che non fosse una fidanzata o l'amico con cui magari dividevi tutte le stupidaggini che facevi, ma qualcuno di adulto a cui implicitamente chiedevi un giudizio. Non sai, quando tu scrivi, io ho scritto nella mia adolescenza tante canzoni, per dire, cantavo, insomma, e quindi era normale, no, che arrivavi con la chitarra, facevi sentire una roba nuova a un amico, un'amica, eccetera, e poi la si cantava insieme, la si suonava insieme, ma era una questione di condividere qualcosa. La questione invece di farsi leggere per farsi dire se sei bravo o no, e quindi sottomettersi a un giudizio, è stato forse il primo vero passaggio. E ovviamente il giudizio fu negativo, però fu negativo non totalmente, e soprattutto io ero per la prima volta davvero convinto della bontà non di tutte le cose che avevo scritto, ma di alcune. E quelle poche cose buone che avevo scritto vennero riconosciute anche da chi mi dava il giudizio negativo. Quindi in qualche modo mi fu indicata una strada, o io capii così, perché poi c'è sempre questa discrepanza. E quindi da lì ho capito che forse potevo provarci, ecco, potevo trovare la mia voce, eccetera, perché qualcuno ne aveva riconosciuto un pezzo. E forse è quello il momento. E avevo, adesso di preciso non mi ricordo quanti anni avevo, ma
intorno ai 20 anni, 19, 20, non di meno sicuramente, ma nemmeno molto di più, insomma, era più o meno tra la fine del liceo e l'inizio dell'università, più o meno il periodo è stato quello. Fatto il grande salto, Andrea ha cambiato il modo in cui guardava alla letteratura e al proprio percorso. Ma allora, diciamo che non mi piace tutto quello che ho fatto, non mi piace tutto quello che ho scritto, però tornando indietro rifarei tutto quello che ho fatto e riscriverei tutto quello che ho scritto, perché sono tutte tappe che mi hanno portato qua. No, quindi se io non avessi fatto, è una cosa in realtà molto banale, però in realtà ho accettato, ci ho messo un po' anche le cose che dico che mi vergogno di aver scritto, insomma, ma che non farei adesso, perché se le rileggo, se le riprendo, vedo il germe di qualcosa che poi dopo è sbocciato, no? Quindi in realtà è un percorso. La vera differenza è che quando cominci a scrivere, sei molto giovane, molto piccolo, anche molto ingenuo, hai questi amori feroci per alcuni autori, che è una cosa molto adolescenziale, no? È tutto il più grande, è tutto il più bello, e tu vuoi essere come quello lì, vuoi cantare come quello là, vuoi correre come quell'altro, no? È molto imitativa, no? Il periodo dell'adolescenza e della prima giovinezza. E quindi adesso io sono consapevole non tanto di questo sviluppo, quanto del fatto che, come dire, è difficile da spiegare. Diciamo che sono partito, come credo partono tutti, facendo delle cover, no? Cioè imitando la scrittura degli altri, imitando la voce degli altri. Poi piano piano capisci che cosa c'è di tuo, magari inconsapevole, all'interno di queste cover che tu hai fatto, e ti stacchi un pochino da quello che hanno fatto gli altri, da quello che hanno fatto i tuoi maestri. E piano piano trovi la tua strada, la tua voce, i tuoi temi e i tuoi argomenti, perché all'inizio non ce li hai, soprattutto se hai avuto, come ho avuto io, una vita normale, insomma, priva di particolari scossoni, eccetera. Non hai subito un tema magari forte di cui occuparti, te lo devi un pochino costruire nel tempo, con l'esperienza, eccetera, e ti aiuta questa cosa poi piano piano anche ad individuare quale tra le milioni di storie possibili che trovi aprendo un giornale può essere quella che a te accende la fantasia, ti interessa e ti fa lavorare. Quindi diciamo che la consapevolezza l'acquisti anche a volte per contrasto con quello che sei stato all'inizio. Però appunto, se non fossi stato la persona che sei stato, l'autore che sei stato all'inizio, e non avessi imitato quelli che hai imitato allora, coverizzato quelli che hai coverizzato ai tempi, non avresti sviluppato quel tipo di visione, di sguardo che ti ha portato nel bene e nel male ad essere quello che sei. E a proposito del premio Campiello, Andrea ricorda le sue opere preferite, i suoi Campiello del Cuore. Vi dico prima le questioni personali. Uno dei miei migliori amici e tra i migliori amici di mia moglie è Giorgio Fontana, che ha vinto il Campiello nel credo 14, sbaglio l'anno adesso forse, con Morte di un uomo felice, ed è anche lui, come me, nato e obtorto collo cresciuto a Saronno, che è un paese di 36.000 abitanti con la più alta percentuale di premi Campiello dell'universo. Quindi, perché siamo e quindi Giorgio per amicizia, perché siamo proprio, ci siamo sentiti anche prima, ci vogliamo molto bene. E poi vi dico un paio di nomi, insomma, che sono stati importanti nel mio percorso. Tra gli autori che hanno vinto il Campiello, sicuramente Gesualdo Bufalino, che lo vinse all'inizio degli anni '80 con Diceria dell'Untore. E poi autori che ho scoperto in realtà più recentemente, ma uno di questi è stato per esempio un modello, non con il libro che ha vinto il Campiello, con un altro suo libro che si chiama Il Quinto Evangelio, è stato uno dei modelli strutturali di Madrigale senza suono, e l'autore è Mario Pomiglio, che vinse poi il Campiello con questo romanzo che si chiama La Compromissione. E l'ultimo nome che vi faccio, che questo per l'italiano meraviglioso, prima parlavamo dei costruttori di lingua italiana, no? Mario Tobino, che era il direttore del manicomio di Lucca e scrisse dei libri ambientati lì, e con uno di questi, che era Per le antiche scale, vinse il Campiello, mi sembra di ricordare, negli anni '80. Insomma, comunque vi faccio questi tre nomi perché sono, appunto, per questioni linguistiche, per questioni di struttura, degli autori che sono stati molto importanti per il mio percorso. Sono un uomo malato, sono un uomo cattivo, un uomo sgradevole. Credo di avere mal di fegato. Del resto non capisco un accidente del mio male e probabilmente non so di cosa soffro. Non mi curo e non mi sono mai curato, anche se rispetto la medicina e i dottori. Oltretutto, sono anche estremamente superstizioso.
almeno abbastanza da rispettare la medicina. Il brano che abbiamo appena letto è tratto da una delle opere più significative della storia della letteratura, Memorie dal sottosuolo, scritto da Fyodor Dostoevskij nel 1864, romanzo che Andrea ha letto più e più volte non solo da giovane, ma anche in età adulta. È lo stesso Andrea a spiegarci perché, raccontandoci cosa questo estratto ha significato per il suo percorso. Fyodor Dostoevskij è stato veramente è ancora, perché è qualcuno che rileggo ogni 3-4 anni, magari non sempre lo stesso libro, insomma, perché grazie a Dio ne ha scritti tanti, e io vado da lui ogni volta che ho voglia di provare una sorta di sensazione di casa, cioè quando c'è chi si sente bene in certi posti, chi si sente bene facendo delle cose, e io mi sento a casa quando leggo di questi assassini idealisti che si muovono nella Pietroburgo del 1860 e così via. Alla luce dell'esperienza personale e professionale che ha avuto, Andrea ci tiene a regalare a tutti gli ascoltatori questo consiglio. Allora, guarda, è molto complicato da dare un consiglio per un motivo fondamentale, che tutte le volte che io scrivo qualcosa, ma in generale che tutti i miei amici scrittori cominciano a scrivere qualcosa, tutti partiamo da un'insicurezza di fondo, dall'idea che scrivere è spesso confrontarsi con l'idea del fallimento, no? Primo perché tu puoi scrivere il romanzo più bello del mondo e poi non trovare un editor, quindi fallisci proprio in partenza a livello commerciale, eccetera. Poi perché in Italia si legge molto poco, quindi comunque anche se poi l'editore lo trovi non è detto che trovi davvero un pubblico, eccetera. E poi perché il libro che hai in testa è sempre più bello di quello che hai nelle mani, no? Di quello che ti viene fuori. Quindi dare un consiglio è molto difficile proprio perché i consigli di solito li danno quelli che hanno una sicurezza piena di quello che fanno, ma uno scrittore che ha una sicurezza piena è uno scrittore che non scrive, uno scrittore che si guarda allo specchio e basta. Quindi vi fidate sempre dei consigli degli scrittori. Detto questo, ve ne do uno e mezzo. Il primo è molto banale, che è leggere come se non ci fosse un domani, qualunque cosa. Libri, bugiardini dei medicinali, ricette, che ne so, ingredienti delle salviettine umidificate, tutto. Perché tutto può servire. A un certo punto in un vostro libro di 700 pagine c'è uno che deve pulirsi le mani con delle salviettine. Se non sapete come sono fatte, voi dovete averlo letto. Quindi leggere qualunque cosa in qualunque formato, cioè le insegne dei negozi, qualunque cosa, veramente, le marche delle penne, cioè tutto, e i libri anche, magari. E l'altra cosa è programmare il vostro libro, perché insomma c'è chi si fa la scaletta, chi si fa le sinossi dettagliate, chi si racconta verbalmente le trame fino alla nausea prima di poterle scrivere, però chiudere sempre una sessione di lavoro lasciandosi aperte più strade. Cioè il personaggio sta entrando dentro, finalmente è arrivato, sta entrando dentro la casa dove doveva entrare, ma fatelo entrare domani mattina, stasera lasciatelo sullo zerbino, perché magari stanotte vi viene in mente di far scendere qualcuno dal piano di sopra e può succedere qualcosa di bello. Quindi lasciare aperte delle strade e questa cosa vi costringe, in un certo senso, ad aprire una nuova sessione di lavoro il giorno dopo con la stessa curiosità e la stessa voglia che teoricamente dovrà avere il vostro lettore quando spegnerà la luce sul comodino alla fine del capitolo 10 e domani vorrà cominciare il capitolo 11, insomma. Prima di salutarci vorrei lasciarvi con la lettura di un estratto di Madrigale senza suono, l'opera con la quale Andrea ha vinto il premio Campiello nel 2019. La luna però segnava il cammino riflettendo il suo chiarore sulla grande pancia bianca del Cristo crocifisso che Don Carlo commissionò al pittore delle Annegate quando questi lo incontrò a Napoli. Aveva vissuto per qualche tempo a Malta e il suo volto era già sfregiato e orribile a vedersi. Si presentò a noi grazie ad un'intercessione della famiglia Colonna e sembrava un uomo in fuga. Dipinse il Cristo in poche settimane, mettendolo sulla croce e buttandogli addosso un bagliore.
«Perché c'è tutta questa luce?» domandò Carlo non appena gli fu mostrato il dipinto. «Perché non è oscuro, come oscura e terribile è la morte che voi rappresentate?» Il pittore delle Annegate guardò il suo quadro ed era come se lo vedesse per la prima volta e lo studiasse. «Perché Bianca è l'anima di Dio, eccellenza», rispose infine. «L'anima di Dio. Voi dite che è bianca, ma bianca è ogni cosa spaventosa», disse il principe. «Spaventosa? L'anima di Dio è per voi spaventosa». Carlo si avvicinò al quadro, osservò da vicino il taglio sul costato e poi si volse verso il pittore indicando lo sfregio che aveva sul volto. «Vi siete raffigurato sul costato di Cristo», disse. Lo sfregiato si toccò la cicatrice che lo attraversava dall'orecchio al mento e non rispose. Così Carlo continuò. «Avete dato alla ferita di Cristo la stessa forma della vostra cicatrice. L'avete solo rivoltata. L'avevate già veduta nei disegni preparatori», rispose il pittore. «Stava in piedi e si appoggiava ora su una, ora sull'altra gamba. Eppure soltanto adesso la noto e non per via del dipinto. Forse perché oggi il vostro sfregio è di un rosso più vivo. Posso modificare l'opera se lo desiderate». «Non lo desidero». Sollevò un dito e lo avvicinò ai capelli del Cristo, che gli coprivano una parte del volto e lo celavano al mondo, e parve quasi volerli toccare. Non lo fece. «È la prima volta che non vedo il volto di Cristo in un dipinto della crocifissione. Egli forse vi assomiglia, o forse assomiglia a me, ma questi capelli lo nascondono, come se nella morte egli volesse mantenere un segreto». «Lo vuole», rispose il pittore. Carlo si voltò. «E qual è questo segreto?» domandò. «Non lo so», disse il pittore. «Io sono soltanto colui che l'ha dipinto». Questo podcast celebra i 60 anni di questo storico premio letterario, un racconto per scoprire gli autori e i libri che ne hanno segnato la storia. Appuntamento al prossimo episodio, sempre qui su Intesa San Paolo On Air. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.